Chiediamo al governo la caratterizzazione del materiale ritrovato e l'immediata bonifica del sito e la richiesta avanzata dal presidente della regione Calabria, Gazzo Loiero, incontrando i giornalisti assieme ai colleghi dell'esecutivo, a conclusione di una seduta di giunta dedicata al ritrovamento della nave che, secondo un pentito, trasportava fanghi radioattivi. Oggi l'assessore regionale all'ambiente Silvio Greco è a Roma per incontrare i tecnici del Ministero sulla vicenda delle navi a perdere piene di veleni pericolosi nei mari calabresi, ma, da quanto si è appreso, anche sulla terraferma. Intanto un intreccio di fatti e personaggi, taluni già saliti agli onori della cronaca, stanno emergendo dalle indagini condotte dal procuratore di Paola, Bruno Giordano. I nomi noti sono quelli della giornalista Rai Ilaria Alpi e del suo operatore Miran Rovatin, uccisi in Somalia mentre stavano indagando proprio su traffici internazionali di rifiuti pericolosi, e del consulente della commissione Mitrochin, Mario Scaramella, successivamente arrestato per traffico d'armi. Nomi emersi dai verbali degli interrogatori del collaboratore di giustizia Francesco Fonti, che sta fornendo anche numeri e cifre di un affair che sembra assumere sempre più dimensioni colossali. Consistente il numero delle navi che l''ndrangheta avrebbe fatto affondare, circa 40, distribuite un po' ovunque, per mare e per terra. Per individuarle fu incaricato negli anni 90 anche Mario Scaramella, personaggio che fu anche sospettato di aver avvelenato nel novembre 2006 l'agente segreto russo Alexandr Litvinenko. Il governo però, nonostante le prime rassicurazioni, non sembra aver portato troppa attenzione all'appello del governatore.